Allora, siamo sempre con Massimo Ciastaro, segretario dello CGIL Veneto. Abbiamo visto la situazione attuale dei pensionati e diamo un occhio anche ai pensionati di domani. Abbiamo anche una slide. L'aumento dell'età pensionabile, cosa vuol dire? Che in proiezione ci sarà un aumento, si andrà in pensione più tardi? Beh, diciamo che le cose che stiamo sentendo ci preoccupano non poco, perché adesso è uscita questa cosa della volontarietà che verrebbe introdotta per i pubblici dipendenti che se vogliono possono arrivare a 70 anni, insomma siamo in presenza di azioni che tendono a spingere, ad allontanare sempre di più il momento della pensione. Ricordo a me stesso che esponenti di questo governo erano partiti in campagna elettorale dicendo che avrebbero massacrato la Fornero e tutti quanti i meccanismi legati alla riforma introdotta a suo tempo dal governo Monti. Non abbiamo visto niente di tutto questo, con qualche elemento perfino peggiorativo delle norme previste dalla riforma Fornero. E poi questa continua variazione dei criteri per l'accesso alla pensione. Cioè noi abbiamo una storia lunga per cui la pensione era costruita con un 2% moltiplicato per il numero di anni lavorati, nuovamente 35-37 anni, usciva una percentuale del 70, 75, 80% sull'ultimo stipendio e sapevi qual era la tua pensione. Da qualche anno a questa parte tu non sai più qual è il trattamento pensionistico che ti aspetta. Quindi è partita prima appunto la Fornero, poi la quota 100, poi la 102, però la 103 è modificata, nel senso che se vai con una quota 103 però devi avere tutto il ricalcolo contributivo della tua pensione, quindi un abbattimento del 30%. È drammatico veramente. Cioè, è difficile per una persona farsi delle proiezioni di vita futura, no, allora, diciamo che questo governo, ma anche altri e quelli che verranno, dovranno decidere una volta per tutte qual è il sistema previdenziale che spetta ai lavoratori italiani, in modo tale che uno abbia contezza di quello che gli spetta e sia in grado di fare una valutazione e di scegliere il momento quando andarsene in pensione, anche perché non tutti i lavori sono uguali, sono lavori più usuranti e altri meno, e quindi sarebbe normale che uno si facesse i suoi conti e valutasse il momento nel quale accedere al trattamento pensionistico in rapporto a qual è stata la sua vita lavorativa. Questa continua incertezza. Ecco, infatti vediamo un attimo la slide, in modo che i nostri telespettatori possano anche puntare l'aumento dell'età pensionabile, quindi è un aspetto, le pensioni calcolate interamente con metodo contributivo, che è l'altra criticità, gli importi bassi, abbiamo già spiegato prima perché c'è il fatto della donna che deve al lavoro discontinuo eccetera, e poi il divario di genere che è un altro gap salariale che riguarda anche i giovani, attenzione. Esatto. Ora, abbiamo visto prima dei trattamenti pensionistici, in particolar modo quello delle donne, che sono dei trattamenti molto, molto bassi. Si consideri che sono trattamenti pensionistici calcolati ancora, col sistema misto, perché sono persone che hanno avuto rapporti di lavoro prima del 95, e quindi una parte della loro pensione è costruita col sistema retributivo e un'altra parte col sistema contributivo. Il contributivo è la pensione costruita sui contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Da qui a qualche anno cominceremo ad avere i pensionati con le pensioni completamente contributive. E lì saranno dolori. Allora, abbiamo visto prima che proprio i lavori discontinui, intermittenti, part-time, eccetera, determinano quei trattamenti pensionistici per le donne. Certo. Il rischio è che quei trattamenti economici li avremo da qualche anno anche per i maschi, perché se la vita lavorativa di una persona
è stata, diciamo, costruita con intervalli, con rapporti di lavoro intermittenti, con false partite IVA, con tutte le N cose che ci sono in questo Paese, e la sua pensione è costruita sui contributi effettivamente versati, tu rischi di avere da qui a qualche anno una povertà generalizzata. Allora, anche qua, noi non possiamo parlare del sistema previdenziale, del welfare, se non si affronta alla radice il tema dell'occupazione, perché un'occupazione instabile, fragile, saltuaria, precaria produce un trattamento pensionistico e un welfare fragile, precario e difficilmente accessibile. Quindi questo qua è il primo punto, noi abbiamo segnato... Infatti facciamo vedere la slide, l'ultima slide appunto, che evidenzia proprio questo aspetto, occupazione stabile e diffusa come quarto punto, che insomma sono a pari livello. Insomma. Esatto, perché se guardiamo il punto, diciamo il numero uno, pensione di garanzia per lavori discontinui, anche qua qualche tempo fa si diceva lavoro discontinuo dei giovani, calma, nel senso che quelli che erano giovani, perché il lavoro discontinuo continua anche per i quarantenni e i cinquantenni, quindi non stiamo più parlando della pensione di garanzia per i giovani, perché ormai la precarietà e la discontinuità dei rapporti di lavoro riguarda larghissime fasce di lavoratori. E quindi occorre che una riforma del sistema previdenziale faccia i conti con questa realtà, perché, voglio essere chiaro su questo punto, è fuori dubbio che il sistema contributivo sia quello più, virgolette, giusto, cioè nel senso che tu hai la tua pensione in ragione dei contributi effettivamente versati. Ma se l'occupazione che mi viene offerta è un'occupazione precaria, saltuaria e intermittente, quindi non ho la responsabilità io del lavoro che non c'è, è evidente che quel sistema produce un danno. E produce un danno per tutta la vita. Allora bisogna che un'idea di riforma del sistema previdenziale deve partire dalle norme di legge che regolano i rapporti di lavoro. Negli ultimi 20 anni, diciamo, il diritto del lavoro è stato massacrato, quindi ridurre le norme di legge che favoriscono il lavoro precario e contemporaneamente avere dei meccanismi di tutela dei periodi di non lavoro. Tenete conto che molto spesso i periodi di non lavoro sono anche quelli in cui quella persona si forma. Certo, e quindi però non vengono riconosciuti. E non vengono riconosciuti. Ci sono due messaggi che sono arrivati, li leggo rapidamente. Allora, uno diceva: allora è opportuno riconsiderare il ripristino della contingenza, che dice un nostro telespettatore. E l'altro messaggio invece: ma di questo governo cosa pensate voi sindacati? Che voto dareste per il sociale? Dobbiamo rispondere rapidamente. Beh, il voto per il sociale è per ora molto basso, perché non riusciamo a vedere, diciamo, delle risposte. Se pensiamo per esempio alla legge sulla non autosufficienza, certo. Quando una famiglia c'è in casa una persona non autosufficiente è una tragedia. C'è la legge, ma non è stato fatto finora il finanziamento alla legge. E quindi mancano i soldi. L'altra invece c'è la contingenza. Sì, probabilmente serve immaginare anche un sistema, diciamo, un po' più automatico di difesa dei salari. Tenendo conto però che a suo tempo la ragione per cui la contingenza è stata in primo luogo in una prima fase sterilizzata e poi abbandonata è perché quel meccanismo produceva inflazione. Cioè, siccome i mercati sapevano, diciamo così, che la tua retribuzione sarebbe aumentata del 5, 6, 7%, i prezzi aumentavano del 5, 6, 7% prima ancora che tu avessi l'aumento. Quindi si era determinata attorno a metà degli anni 70, lo voglio ricordare, un'inflazione che in Italia era appena sopra il 20%. E questo era determinato anche, non solamente ovviamente, ma anche da quel meccanismo che era diventato un meccanismo, come si dice, perverso, cioè produceva l'effetto contrario a quello voluto.
In conclusione, che siamo giunti al termine, intraprenderete questa azione, abbiamo visto, innanzitutto di protesta a Verona il 28 settembre. E poi ci sarà il confronto, spero, comunque anche giornate di mobilitazione, perché vorremmo essere ascoltati rispetto alla cosa che riguarda tutti quanti i cittadini, e che è il sistema di welfare, il sistema pensionistico. Qui abbiamo detto, intanto c'è il tema della certezza del diritto, cioè sapere quando uno può andare in pensione, certo, qual è il suo trattamento, non che ogni anno e ogni governo cambia le norme. E possa calcolare soprattutto quanto prenderà di pensione, che sarebbe una cosa... Quindi penso che ci rivedremo ancora e faremo un po' il punto sulle cose che dovremo sicuramente. In campo. Allora, grazie alla SPCGL, sempre presente anche per darvi gli aggiornamenti, a voi ci avete anche scritto, ed effettivamente è molto importante sapere che c'è qualcuno che pensa alla tutela anche dei cittadini, dei pensionati, dei pensionandi, di tutti quanti noi. Vi ricordo come sempre, per il calcolo della pensione, per vedere se i soldi che ricevete sono quelli corretti, eccetera, ci possono essere piccoli errori o difformità, andate allo SPCGL, chiamate, prenotate un appuntamento, basta avere il codice fiscale e lì almeno vi fate un po' di chiarezza. Grazie Cestaro di essere stato qui con noi, segretario dello SPI, grazie a voi telespettatori di aver partecipato, di averci seguito. Noi come sempre ci vediamo presto.